Salve, in questo filmato vorrei parlarvi delle stampe del Dalsani. Il Dalsani è uno pseudonimo, lo pseudonimo di Giorgio Ansaldi. Realizzò delle litografie di costumi sardi per il periodico cagliaritano Il Buon Umore nel 1878, utilizzando delle fotografie esistenti appunto che ritraevano delle persone in abito tradizionale. Purtroppo non ho le stampe originali, ma si possono trovare ancora oggi nei mercatini dell'antiquariato, nei negozi di oggetti appunto di antiquariato e anche su eBay qualcuna se ne trova, insomma. Oggi vi faccio vedere questa pubblicazione, un bellissimo volume di Evandro Puzzulu del 1968 che raccoglie le copie delle stampe e fa un'analisi appunto dei soggetti ritratti. È un bellissimo libro con una copertina in raso di seta, un'edizione a tiratura limitata, fatta di 500 esemplari. Questa l'ho recuperata in un negozio di antiquariato in Liguria. Le copie che non hanno la firma dell'autore che vediamo qua, che è appunto Evandro Puzzulu, si intendono contraffatte, quindi questa è una copia autentica. Innanzitutto l'autore ci fa vedere due cose interessanti. La prima, questa cartina con una sovracopertina con l'elenco dei paesi che sono rappresentati nelle stampe, e qua nella pagina antecedente possiamo vedere l'elenco delle stampe presenti. Sono 43 abiti tradizionali, dove si sa anche qual è stato il fotografo ad aver realizzato la foto da cui è stata tratta appunto la litografia. In questo caso abbiamo 4 fotografi che sono stati utilizzati per poter riportare nelle litografie i costumi sardi, e sono Giovanni Battista Cocco e Eugenio Rui per quanto riguarda i fotografi cagliaritani, Luigi Kurner, che era un tedesco, per quanto riguarda Sassari, e Camedda per quanto riguarda Nuoro. Una piccola introduzione e poi parte con i costumi. I primi costumi che abbiamo sono i costumi di Cagliari. Questo è il primo, una bellissima panattara su bestieri a sela, cioè con l'abito di seta. Un'altra panattara con l'abito di gala con la mantiglia. Un carrettiere o carradore in cagliaritano. Un rigattiere. Qua possiamo notare un errore fatto dal Dalsani in questa parte qua, dove fa terminare i bordini di seta del corpetto prima della fine del corpetto. Probabilmente non si vedeva bene nella foto, quindi ha fatto questo errore. Probabilmente anche il soggetto ritratto nella foto poteva essersi un po' allargato in vita, e quindi magari il corpetto gli stava un po' corto, ecco. Qua abbiamo sugli Scadori, che era il commerciante di pesce. Questa è una foggia molto particolare perché è rimasta quasi inalterata dalle prime fonti che conosciamo, cioè fonti che sono del 1812, ad esempio, quelle dove i
pescatori cagliaritani sono ritratti da Giuseppe Verani e utilizzano già i pantaloni. La cosa che cambia dall'inizio dell'utilizzo di questa foggia alla fine è, oltre magari al tipo di tessuti eccetera, ma soprattutto dal fatto che nelle scarpe all'inizio si usavano delle fibbie d'argento che poi in seguito non verranno più utilizzate. Finito a Cagliari si passa al Campidano di Cagliari, quindi all'incircondario. Qua abbiamo una bella coppia di quartu, in questo caso probabilmente il fotografo ma anche il Dalsani ha preferito non mettere il velo come copricapo femminile, ma ha lasciato in vista la cuffia probabilmente per far vedere come era composta la pettinatura e l'acconciatura sotto il velo. Notiamo anche la ganciera de anca che era utilizzata dapprima per cingere il grembiule, poi rimane l'asca come utilizzo a mo' di decorazione, non è mai stata usata sicuramente come unione per matrimoni. Qua abbiamo la massaia di Paoli Pirri, probabilmente non è una massaia visto come è abbigliata, perché è un abito buono sicuramente, con uno spensu. Lo spensu si riconosce per il fatto che ha questi sbuffi, questa sorta di globo all'altezza del gomito, ha un abito, una gonna di abbordau che non era sicuramente una gonna povera, in questo caso è marron, non sappiamo in realtà se fosse marron o rosso e blu, c'erano comunque tutti e due i modelli, quindi è assolutamente veritiero questo. Domestica del Campidano, anche qua di domestica ben poco, sicuramente la foto che è stata utilizzata era stata fatta come una foto da vendere come cartolina e quindi gli è stata messa la brocca, gli è stato tolto il fazzoletto e lasciato questo a mo' di crocchia, diciamo. Sicuramente non è un abito da domestica, ha dei gioielli, ha i bottoni, quindi ha gli orecchini, quindi è sicuramente un abito buono. Costume giornaliero di Paoli Pirri, qua si può riconoscere un corpetto molto ricco in terziopelo e una bella carriera, la cintura e la carriera. Qua abbiamo una domestica di Sinai, anche qua direi che di domestica ha ben poco, è una donna sicuramente ricca, ha un bellissimo scialle seta, un vanevittura sempre in seta, un fazzoletto in seta, un altro fazzolettino giusto per tenere qualcosa in mano, una bella gonna di abbordau, quindi è sicuramente un abito buono. Passiamo a un'altra zona della Sardegna e alla Vecchia di Pula. Dobbiamo tener conto un po' del contesto cronologico. Il Dalsani realizza delle litografie nel 1878 per la rivista Il Buon Umore, la rivista cagliaritana Il Buon Umore, ma sicuramente queste foto sono state realizzate prima delle stampe, soprattutto tenendo conto che molte di queste foto sono della Rui. La Rui realizza le prime fotografie di costumi sardi già tra il 1857 e il 1860. È plausibile quindi che le fogge riportate qua dal Dalsani siano fogge sicuramente precedenti alla fine degli anni 70 dell'Ottocento. Quindi stiamo parlando di abiti che sono stati poi modificati con l'utilizzo nei periodi successivi, con l'aggiunta soprattutto di ricami, soprattutto ricami a fili colorati di seta o galloni, eccetera. Qua vediamo spesso degli abiti invece che sono molto scarni come decori
e questo sta a significare appunto l'arcaicità dell'abbigliamento, che è sicuramente come minimo antecedente a un 25-30 anni prima, se non di più, rispetto appunto all'epoca delle stampe. Tra l'altro sicuramente chi ha fatto la foto all'epoca non ha fatto l'abito per fare la foto, quindi aveva già l'abito, quindi già l'abito era precedente alla fotografia della persona. Veniamo a Iglesias, abbiamo tre signorine di Iglesias con dei bellissimi abiti. Un'altra cosa che si può notare è anche l'ampiezza delle gonne, che ci riporta appunto a un periodo antecedente alla fine dell'Ottocento. L'abito maschile è sempre dell'Iglesiente, che ha la particolarità rispetto al resto della Sardegna che non ha un gonnellino sarradevanno, ma ha una sorta proprio di pantalone che va quasi a nascondere gli scalzoni, cioè il mutandone di lino o di cotone bianco. Passiamo all'oristanese. Abbiamo Ragazza di Turri, che non è dell'oristanese, Turri, è Marmilla. Qua ci sarebbe da fare qualche valutazione in più rispetto all'abito che indossa la ragazza, che è tipico campidanese, un abito molto ricco da quello che si vede. A volte nelle cartoline dei costumi sardi, a volte, molto spesso direi, cartoline e fotografie avevano i nomi sbagliati dei paesi, quindi è possibile che non sia proprio Turri, ma non è neanche detto che non lo sia. Bisognerebbe studiarci un po' su. Passiamo a Milis. Notare al posto della berrita in questo caso c'è un cappello a falle, quasi texano direi, un borsalino. La donna di Ghilarza, questo abbigliamento è stato rifatto dai gruppi folk del paese. Scano Montiferro, qua possiamo vedere la gonna che da come è stata disegnata sembra di Orbacce. Passiamo al Sarrabus, anche qui la gonna che vediamo sembra fatta di Orbacce, in questo caso manca un grembiule, quindi è possibile che la donna sia nubile, perché in molti paesi le donne nubili non portavano il grembiule. L'abito maschile di San Vito, qua si nota la mastrucca, un elemento tipico dell'abbigliamento tradizionale maschile della Sardegna, la bottoniera molto, molto stretta, tipica anche dei corpetti della zona del Campilano. Passiamo all'Ogliastra. Costumi di Lanusei, qua si riconosce il copricapo tipico ogliastrino su colore, che era praticamente un rettangolo rosso con una balza, con una bordatura blu, con praticamente dei minuscoli ricami bellissimi, che se avete l'occasione di vedere un copricapo del genere autentico, antico, noterete la perfezione delle cuciture. Veniamo a Tortolì. Tortolì aveva grandi affinità di tipologia vestimentaria con Cagliari, lo notiamo in questo caso dalla mantiglia, che era comunque differente da quella che utilizzava Cagliari, ma simile nella modalità di uso. Tertenia, l'abito maschile. E passiamo alla Barbagia. Qui abbiamo Arizzo, bellissimo, un abito tra i più arcaici che abbiamo in Sardegna, con questa grembiule particolare che è presente ancora oggi ad Arizzo, a Belvì e a Gadoni. L'abito maschile di Desulo. Notare soprattutto nella zona
Barbagia, ma anche in altre zone della Sardegna, e poi a seconda delle varianti che si avevano, gli scrazzoni si uscivano fuori dai scrazzas, dalle ghette. Abbiamo Fonni. Non l'ho detto, ma in tutto sono 43 tavole. Abbiamo sempre Fonni l'abito maschile. La particolarità di Fonni è la fattura del gonnellino, che rimane molto ampia, è un tipo di lavorazione che si fa nella parte terminale del gonnellino, una sorta di, non saprei definirla, di arricciatura, ecco qua, che tende a far scampanare il gonnellino in maniera molto particolare. Costume di Ololai, questa è una variante sicuramente più antica di quello più ricco che conosciamo oggi, ma esiste anche questa di variante utilizzata anche dal gruppo folk. Passiamo a Nuorese. Costume ricco di Nuoro, bellissimo. Costumi giornalieri, possiamo notare la differenza del grembiule, l'assenza del grembiule per quanto riguarda la ragazzina. Costume maschile di Nuoro. Oliena. Bitti, anche qua possiamo notare l'arcaicità dell'abito con la sottogonna che tende a essere visibile rispetto alla gonna, una gonna sicuramente in orbace, in questo caso priva di galloni, di applicazioni che poi vedremo in seguito molto ricche, così come nella parte superiore dell'abbigliamento. Abito maschile di Bitti. Sono Baronia e contesti vicini. E abbiamo Dorgali. In questo particolare si riconosce anche Sanoschera, che era una sorta di portaprofumi d'argento, molto utilizzato nella zona di Dorgali. L'abito maschile, sempre di Dorgali. Il costume femminile di Orosei, anche qua con una gonna sicuramente in orbacce. Abito maschile di Onifai, molto tipico del paese e dei paesi limitrofi, molto simili. Poi c'è il Logudoro. Veniamo, Logudoro intende in questo caso anche il Gocceano, quindi buono. Qua c'è un altro errore, dove infatti l'abito femminile presenta un grembiule che è tipico di Nuorese, quindi sicuramente il Darsani, quando ha realizzato la litografia, non si è reso conto che già la fotografia era sbagliata, il fotografo ha fatto mettere alla persona un abito. Ricordiamoci che all'epoca molti fotografi avevano degli abiti tradizionali all'interno dei loro studi e li facevano mettere a chi voleva farsi la foto col costume, quindi è possibile che in questo caso il fotografo abbia commesso un errore e ha fatto indossare un pezzo di un abito nuorese all'interno di un abito del Gocceano. Sempre buono l'abito maschile. E un'altra cosa che vorrei far notare sono i scrazzas, che sono sempre aderenti alla linea della gamba, non sono mai, come si suol dire, alla zuava. Questo dobbiamo sempre tenerne conto quando facciamo ricostruzioni, quando indossiamo gli abiti.
Osilo, un bellissimo abito, anche qui sempre un po' meno ricco di ricami rispetto agli abiti che arriveranno una 20-30 anni dopo. Sempre Osilo, un'altra bellissima variante dell'abito tradizionale osilese. Bonannaro, molto particolare anche questo. E infine l'abito maschile di Ozieri, in questo caso ai pantaloni, perché già alla fine, nella seconda metà dell'Ottocento, molti paesi utilizzarono nella variante dell'abito maschile i pantaloni. Questo avviene dopo la guerra di Crimea, quindi dopo che i sardi, che erano militari, eh, rientravano in Sardegna durante la leva o comunque il loro percorso militare, hanno dovuto indossare i pantaloni che consideravano più comodi, quindi cambiarono il gonnellino con il pantalone. Ci sono molti centri, come ricordo ad esempio Busacchia, ma anche il Marghine, dove ci fu un periodo in cui si usavano i pantaloni col gonnellino sopra, il gonnellino che tende sempre più a restringersi, a diventare corto fino a scomparire e a mantenere poi solo il pantalone. Con questo ho finito, spero che vi sia piaciuta questa illustrazione di questo bellissimo libro che invito a tutti a cercare e a comprare, che è veramente, veramente bello sia da toccare che da guardare. Grazie mille e alla prossima.